Cari fedeli, la celebrazione della Pasqua può avvenire sempre solo di domenica. È un fatto importante, è il primo giorno della settimana e quindi l'unico giorno in cui la Pasqua può prendere senso. Credere che Gesù è risorto significa credere che Dio ha cominciato a portare a compimento la nuova creazione. Da qui bisogna partire per entrare nel mistero della Pasqua, che è una realtà che ci sorprende ogni giorno, se appena corriamo un po' verso il sepolcro vuoto, come Pietro, Giovanni, Maria di Magdala. Sì, cari amici, credenti nella risurrezione si diventa a poco. Per qualcuno c'è bisogno di una vita intera, attraverso momenti diversi, di dubbio e di fervore, di smarrimento e di accensioni interiori. A volte, come Maria, siamo portati a patire una povertà inconsolabile. Hanno portato via il mio Signore. Sono momenti in cui si avverte la paura di dover camminare nella vita ancora più soli, smarriti. Altre volte ci può capitare di passare accanto al Signore senza riconoscerlo. Ci pare confusamente che non dovrebbe essere lontano. Ma può succedere anche di aprire gli occhi per una voce che ci chiama, come è stato quel mattino per Maria Maddalena. È il momento dello stupore, della gioia in attesa, della felicità di sentire che il Signore è vivo ed è vivo per noi. Allora, quando si è incontrato il Cristo risorto, bisogna correre per comunicare agli altri la propria incontenibile gioia. Bisogna andare. Oggi più che mai possiamo andare a comunicare la nostra gioia attraverso i mezzi di comunicazione, costretti come siamo a stare a casa per rispetto degli altri e di se stessi. E che cosa dobbiamo innanzitutto comunicare? Comunicheremo le stesse parole che Maria ricevette quel mattino. Non mi trattenere, ma va dai miei fratelli, va a sostenere la loro speranza. Buona Pasqua di vero cuore.